Sono stati promossi con i 9 in condotta e la media dell'8 due dei ragazzi di un istituto tecnico di Rovigo che avevano sparato alla loro insegnante dei pallini con una pistola ad aria compressa. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Rispetto all'autonomia di ogni scuola ha detto: tuttavia la scelta di dare i 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso, anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. Il ministro ha chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione, una vicenda che il sociologo Umberto Filippi definisce tragica. Tragica per l'insegnante, che mi risulta abbia anche rischiato di perdere un occhio, che non è cosa certo da poco. E tragica anche per la situazione che si vorrebbe dire educativa della scuola, che evidentemente non vedo questa funzione educativa da nessuna parte, anzi la vedo profondamente in questo senso diseducativa. E su Twitter anche il ministro della difesa ha chiesto scusa a titolo personale, da semplice cittadino, all'insegnante. Se la scuola ha lo scopo di educare, penso si sia persa un'occasione, ha scritto Guido Crosetto. Il dirigente scolastico provinciale invece ha difeso la scelta di promuovere il ragazzo, basandosi sul rendimento scolastico e preferendo un percorso educativo interno a sospensioni o bocciature. In casi come questi però anche le famiglie hanno grosse responsabilità. Dietro i giovani ci sono i non giovani, cioè ci sono gli adulti e ci sono i genitori, in particolare i genitori. Ecco, io credo che il discorso ormai sia di che modelli di adulti o di non adulti hanno questi giovani. Io credo che il problema stia lì. I giovani in sé, sì, le responsabilità vanno cercate alle spalle dei giovani. Gli avvocati dell'insegnante stanno attendendo la conferma ufficiale della promozione, quindi hanno intenzione di contattare il ministro Valditara. Il fatto risale all'11 ottobre scorso e l'insegnante aveva chiesto alla direzione scolastica dei provvedimenti, non essendo arrivati aveva presentato denuncia.